Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda il nostro appuntamento settimanale con l'approfondimento della cronaca politica in Friuli, Venezia e Giulia. Già collegato con noi, lo vedo pronto, Enzo Cattaruzzi, al quale do il buon pomeriggio e il ben ritrovato. Allora Enzo, chiaramente abbiamo anche oggi tanta carne al fuoco. Io direi innanzitutto di partire con il ricordo di una persona che ci ha lasciato negli ultimi giorni e che ha lasciato non solo un grande ricordo, ma soprattutto ha lasciato un grande messaggio che qualcuno forse non è stato capace, volutamente o non volutamente, di portare avanti. Parliamo chiaramente di Gianni Bravo. Gianni Bravo sicuramente ricordo va lui anche con riconoscenza, perché è stato un personaggio, diciamo così, intanto era un gentiluomo, poi era un personaggio anche poliedrico, che si dava da fare molto anche per le persone, insomma un aiuto l'ha sempre dato tutto. Era un socialista doc, dobbiamo dirlo, è stato capo della Camera di Commercio, ha inventato il famoso marchio Made in Friuli nel 1983, quindi 40 anni fa. Diciamo che mai più un marchio è stato più efficace per il Friuli, insomma, ecco, perché il Made in Friuli rappresentava tutto, rappresentava le 3 province friulane, insomma, è stato un antesignano di questo E permettimi di sottolineare anche indirettamente Trieste, perché il Made in Friuli funzionava anche per Trieste. Sì, anche per Trieste. Comunque è stato un personaggio, diciamo così, che ha dato filo da torcere ai tempi della Democrazia Cristiana, ai tempi di Biasutti, che ne aveva un po' timore di lui, perché era una persona che si dava da fare, aveva molte intuizioni, insomma, è stato a livello internazionale anche segnalato in molte volte, insomma. Io l'ho conosciuto ultimamente, l'ho conosciuto anche durante l'attività politica, ma ho avuto modo di apprezzarlo anche durante i convivi del Ducato dei Vini. Lui era l'araldo ufficiale, devo dire che mi ha intronizzato anche come nobile dei vini, per cui abbiamo avuto un momento anche di fratellanza davanti a un bicchiere, insomma era una persona molto, molto gioviale. Dispiace, comunque è un personaggio che passa a miglior vita e ci lascia un monito, però con questo Made in Friuli lascia un monito e dovremmo in qualche modo ragionare, come hai detto tu sopra. Ecco. Senti, ma secondo te c'è stata l'incapacità da parte di qualcuno di portare avanti il suo progetto, oppure la volontà anche politica di cancellare quello che è stato magari un passato che però ha funzionato, però ricordava magari un sistema, diciamo così, da prima Repubblica, ecco, tanto per essere chiari? Ma qualcuno è venuto dopo di lui, ma non solo in quell'ambito, anche in altri ambiti, hanno voluto cercare di cancellare quello che era di buono prima, quasi che la Prima Repubblica fosse stato il male assoluto. Invece noi stiamo scoprendo che forse la Prima Repubblica va rivalutata in tutti i sensi, in politica soprattutto, perché comunque abbracciava un po' tutte le varie attività e comunque sia non era quel diavolo che in qualche modo qualcuno ha fatto paventare. Ma in ogni caso, insomma, ecco, penso che tanti non sia stata all'altezza delle sue intuizioni, perché tutti hanno avuto in mano il giocattolo, tra virgolette. Lui aveva delle intuizioni particolari, sapeva in qualche modo entrare nel cuore delle persone. Io ricordo molto, molto bene quando è in giro in elicottero, non so se era nei cieli dell'Equador, dove pensava al Made in Friuli, alla sua Udinese. Quello ha fatto epoca, ha fatto storia, perché era un personaggio amato, ecco. In sostanza il Friuli vuole avere anche queste persone che in qualche modo ci ricordano dei tempi felici. Certo. Senti, andiamo avanti invece con la cronaca e con l'attualità, perché dobbiamo parlare gioco forza di quelle che sono le manovre politiche in corso, anche se l'estate in un certo senso, diciamo così, con le vacanze ancora in corso, gli ultimi spiccioli per quanto riguarda di riposo da parte dei nostri politicanti interni ed esterni, però insomma sotto sotto, nel sottobosco qualcosa si muove, no? Beh, diciamo che la politica ufficialmente riprenderà i lavori nel mese di settembre, ma intanto le segreterie, diciamo così,
non tutta al completo, ma i maggiorenti, quelli che comandano nelle segreterie dei vari partiti, si stanno vedendo per vedere gli assetti in vista di appuntamenti prossimi, no? Elettorali, soprattutto le europee e le amministrative. Ecco, qui la nostra regione, il test per i partiti, a modo di vedere, è molto, molto importante. Lo è per tutto il paese, ma è molto importante, partendo proprio da Fratelli d'Italia. Da noi sarà un voto, piaccia o non piaccia, anche sull'operato del governo regionale, no? Perché? Perché Fratelli d'Italia e Lega in primis stanno facendo questa gara, diciamo così, questa competizione fra di loro, chi arriva prima, chi in qualche modo recupera, eccetera. Così come il PD nell'ambito della sinistra con i 5 Stelle. No? Il PD che andrà a eleggere il prossimo segretario, la Lega avrà sicuramente di nuovo il segretario attuale Dreosto, e poi io penso che la manovra che la Meloni ha fatto a livello nazionale, promuovendo la sorella a capo della segreteria, tra parentesi lo era già, ma blindando quella segreteria vuol dire che verrà giù a cascata in tutta Italia, quindi anche nella nostra regione, diciamo così, un'attenzione particolare, perché non si possono sbagliare le candidature nei vari comuni per l'assenso qui, il consenso regionale, ma soprattutto per avere un certo, riscatto formidabile a livello europeo, chiaro. no? Sì, sicuramente. E questi poi ci sono i temi di fondo della politica regionale, no? Per Perché quanto sapete, riguarda, scusa, per i quanto nodi vengono... riguarda Fratelli d'Italia, no, volevo chiederti, per quanto riguarda Fratelli d'Italia, secondo te ci saranno dei clamorosi sviluppi per quanto riguarda appunto i candidati in vista delle prossime imminenti elezioni europee da una parte, amministrative dall'altra, nel senso che i loro attuali coordinatori sul territorio avranno meno peso rispetto al recente passato? Ma io penso che, per quando, dopo aver letto l'intervista del ministro Ciriani, io penso che qualche aggiustamento ci sarà. Per quanto riguarda le europee, credo che sarà tutto nelle mani nazionali e su questo non ci piove, anche perché le candidature non possono essere sbagliate, nessun partito potrà sbagliare le candidature, per cui io penso che a livello nazionale sarà cogente rispetto al resto. Per quanto riguarda le amministrative, certamente ci sarà, dopo, diciamo così, la brutta figura, tra virgolette, di Udine, ci sarà una riparametrazione in più di qualche segreteria. Non dimentichiamo che ci sono i temi di fondo molto importanti alla ripresa, no? Abbiamo l'acciaieria green con l'emergenza anche ambientale, dove tutti i partiti si erano schierati a favore, adesso tutti stanno facendo marcia indietro. Abbiamo la riforma dei locali con il varo delle province, e naturalmente il punto di riferimento di Almico e Palmanova diventa dirimente, perché i migranti dovevano andare lì, e quindi c'è tutta una manovra abbastanza delicata. E poi abbiamo, diciamo così, il tema dei temi, che è l'economia regionale, che E la penso sanità. è la sanità, l'occupazione in primo piano, soprattutto i disastri dovuti dal maltempo, bisogna vedere che fine faranno gli ristori, ma poi abbiamo i soliti contenziosi, Electrolux, Varsel, eccetera, e poi c'è la sanità. Il grande punto dolens è la sanità. Io penso che la regione, nell'ambito della commissione Stato-Regione della paritetica, dovrebbe fare la voce grossa e chiedere molti più fondi della sanità, lasciando il resto un po' sullo sfondo. La sanità in questo momento ha un'emergenza assoluta, assoluta, e io penso che non basterà solo la guida regionale, ma dovrà in qualche modo vedere di fare un tutt'uno, come in tempi del terremoto, per arrivare a delle soluzioni che siano così soddisfacenti. Chiaro. Ecco. Senti, c'è stata negli ultimi giorni tanta è montata insomma la polemica, in particolare dopo la partita di campionato dell'Udinese, non per quanto riguarda il gioco, sia chiaro, ma per quanto riguarda la sponsorizzazione da parte della regione. Sappiamo che la regione, sia l'Udinese Calcio e sia la Triestina, insomma, non ha dato, come si dice, bruscolini, no? Tanto per essere chiari, e la gente giustamente si è un po' arrabbiata dicendo: ma come, i soldi per investire su queste cose si trovano e magari si taglia dove si dovrebbe intervenire, no? Ecco, dal tuo punto di vista come la vedi? Ma io penso che la rotazione regionale avrebbe potuto sponsorizzare tutte le squadre di dilettanti, che forse era una cosa molto più importante in questo momento, dove c'è un po' di crisi abbastanza importante. E per quanto riguarda la scelta, è stata fatta sull'Udinese
calcio, dobbiamo dire che da una parte l'amministrazione dice ma questo è il nostro punto di riferimento, sono gli ambasciatori, eccetera, eccetera, quindi ci può anche stare. Certamente non sono bruscoline, che ho detto giusto, mi pare una cifra come 1.200.000 euro l'anno, una roba del genere, quasi 3.600.000 euro in 3 anni, che non sono pochi, e quindi qualcuno storce il naso perché magari chi non è amante del calcio, dello sport, dice ma perché io devo andare a mettere i soldi anche i miei lì? E sono scelte diciamo a questo punto politiche che in qualche modo cercheranno di essere pagate o verranno ripagate o bene o male, lo vedremo dopo, insomma, ecco, ognuno ha la sua idea. Certamente è stata un'idea forte, ecco, questo è sicuro. Ecco, qualcuno tanto si è lamentato perché dice: ma come hanno sponsorizzato l'Udinese e la Triestina? Tu hai sottolineato anche il resto, magari si sono dimenticati anche del Pordenone, no? Però è da capire effettivamente se il Pordenone sarà la terza squadra del Friuli Venezia Giulia nei dilettanti insieme al Cerlin Smuzzane e al Chions, oppure addirittura, come sono voci dell'ultima ora, che addirittura si parla che il Pordenone dovrebbe ripartire dal campionato di eccellenza, salvo clamorosi colpi di scena, perché anche lì insomma, e apriremo anche qui un capitolo che ci vorrà Forse almeno una aspettavano anche puntata, questo. insomma, no? Ecco, Ci vorrebbe forse almeno una aspettavano, puntata, no? è sicuro, forse aspettavano anche questo, Mm. vedere come va a finire la cosa del Pordenone, anche fa. Però se dai Invece il c'è Pordenone stato. devi dare anche le altre due, insomma, no? Certamente la regione deve essere unita anche qui, perché Mm. altrimenti filiarsi non fa bene a nessuno, insomma, no? Poi sarà Chiaro. anche il basket che sicuramente rivendicherà anche lì, insomma, si mette in moto una serie di rivendicazioni che non sono facili. Invece io volevo portare alla tua attenzione, all'attenzione dei telespettatori, questo: il lago di Tre Comuni in qualche modo adesso è sotto i riflettori, no? Volevo aprire questo capitolo. Ecco perché? Perché c'è stato un accelerato sul progetto di derivazione del consorzio bonifica e in qualche modo mi pare, senza in qualche modo, il comitato non l'ha presa molto bene, perché in pratica dice la regione ha iniziato l'istruttoria trasmesso agli atti ai comuni, eccetera, che tra parentesi il comune di Trasaghis, senza che sia stato elaborato nessun progetto per questo famoso bypass, perché loro dicono altrimenti il lago ne soffrirebbe, eccetera, eccetera. Ma poi c'è ancora qualcosa di più pesante che dice il comitato. Il comitato dice che i tre sindaci, le tre amministrazioni non hanno fatto abbastanza per portare, no, insomma, non hanno battuto i pugni sul tavolo per portare all'attenzione della regione e spingere ancora di più questo argomento. E l'argomento dell'acqua è un argomento veramente importante per i nostri tempi. E quindi non solo il lago di Cavazza, che è una cosa importante, perché è giusto, penso che la gente della montagna sia padrona, tra virgolette, delle proprie acque, quantomeno deve dividere con la comunità, ma c'è modo e modo, no? Ma poi c'è il sistema proprio dell'acqua in sé. Io penso che dovremmo aprire un dibattito sulla questione dell'acqua, perché l'oro blu, come lo chiamano, sarà la prossima frontiera magari di qualcuno che ci vuole marciare sopra, e dovremmo Mm. stare con gli occhi aperti. Anche perché si può stare senza benzina, senza gasolio, ma senza acqua non si può Ma non stare. senza acqua, questo è poco Mm. di sicuro. L'acqua deve essere per tutti in maniera, diciamo così, non dico gratuita perché costa quello, però vedo che le tariffe hanno fatto un salto di qualità enormi, e non è che le condotte delle acque siano veramente il massimo. Molti si lamentano perché l'acqua, diciamo così, ha un odore particolare, molti si lamentano perché ha un colore particolare, molti si lamentano perché qualche conduttura è rotta, molti si lamentano perché il sistema è vecchio. Insomma, mi pare che un dibattito dovrebbe essere aperto per capire un momentino Certo. come stanno le cose. Senti, andiamo a chiudere proprio gli ultimi 2 o 3 minuti dedicati al mondo dell'informazione. Ne Sì, abbiamo già parlato più volte anche attraverso questa trasmissione, però ci sono cose, no, Enzo, che ufficialmente non si sanno, nel senso che i comunicati stampa raccontano di una tangenziale esterna ovest, però tu so che sai di altre varianti in corso d'opera, no? Bretelle che all'improvviso sono apparse e che danno ulteriori deviazioni per capire bene come andrà a finire il discorso dell'informazione in generale in Friuli Venezia Giulia, no? Chiaramente Rai esclusa. beh, ma certamente l'informazione locale sta vivendo un momento importante, perché con la vendita dei giornali Messaggero Veneto e Il Piccolo, in primis, e la discesa in campo di un grosso imprenditore friulano come la Danieli, che in qualche modo ha in mano anche
Telefriuli, mi sembra che l'informazione sta prendendo delle connotazioni importanti. Bisogna vedere anche gli altri attori se hanno l'idea di fare un'unica informazione, una grossa informazione, una grande televisione, eccetera, anche se siamo una piccola regione, ma sono dei capitali che entrano. C'è un imprenditore friulano che dà un po' la garanzia per quanto riguarda la proprietà. Vedremo come va a finire, vedremo se i posti di lavoro rimarranno tali, insomma, quali sono le evoluzioni. Io penso che sia sempre positivo quando la stampa riesce a parlare, a dare le proprie notizie tramite televisione, tramite stampa, insomma, quando c'è un'evoluzione, quando non chiudono va tutto bene. Se ci sono delle testate che rivivono, va ancora meglio. Bene, grazie Enzo, grazie ai nostri amici vicini e lontani per la visione all'ascolto. Per quanto riguarda il nostro appuntamento, vi diamo appuntamento, scusate il gioco di parole, venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora. Attenzione perché come avete visto con l'amico Enzo abbiamo anche la finestra informativa dedicata allo sport. E allora probabilmente Enzo lunedì intorno alle 20:30 ci sentiremo io e te per parlare subito a caldo di Salernitana Udinese, che visto che giocheranno lunedì pomeriggio allo stadio Arechi alle 18:30 e lì sarà un approfondimento dedicato visto anche gli ascolti insomma che ci sono stati, perché da quest'anno, già dall'anno scorso abbiamo iniziato questi appuntamenti dedicati all'Udinese, da quest'anno chiaramente saremo ancora più presenti anche con la formazione bianconera e non solo, perché apriremo anche lo spazio dedicato alla pallacanestro, ma mi fermo qui. Grazie e come si dice dalla lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Mandi. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti